Siamo con l'allenatore Matteo Pachera dell'Hellas Verona al termine di Hellas Verona Res Roma 8-2. Mister ci fa un'analisi della partita, un risultato oserei dire ottimo vista anche la prestazione della sua squadra. Ma sì, le ragazze sono state brave, l'hanno interpretata bene, anche perché sappiamo che in Serie B non ci sono partite scontate assolutamente. L'abbiamo visto settimana scorsa, abbiamo visto questa settimana qui, e le ragazze sono state brave che hanno trovato il gol subito e quindi poi hanno fatto, secondo me hanno espresso anche un buon gioco, quindi siamo tutte contente e adesso pensiamo subito alla prossima. Ci sono anche due giocatrici che hanno fatto doppietta, quindi Sondergaard e Zanni. Ci può dare un riferimento, una sua opinione su queste due giocatrici che, come anche tutta la squadra, hanno un ottimo periodo, stanno disputando un ottimo periodo di forma? Ma sì, indipendentemente dalla doppietta che hanno fatto, sono due giocatrici importanti per il Verona che stanno facendo bene, però secondo me è merito anche della squadra, del gioco di squadra che abbiamo, dell'unità che hanno tra di loro e si vede anche in campo, quindi è la cosa fondamentale quella. Poi se vengono i gol ancora meglio. E, ripeto, oggi è stata fatta una buona partita, interpretata bene e sono venuti anche dei bei gol fondamentalmente, quindi siamo molto contenti. Probabilmente in fase difensiva dobbiamo migliorare molto perché ci sono state a sprazzi in partita che dovevamo difendere un pochino meglio a livello di squadra e c'è modo di lavorarci in settimana. La prossima settimana avrete il Brescia, a cui all'andata avete pareggiato 0-0. Come preparerete la partita della prossima settimana? Ma sempre come facciamo sempre, con tanto entusiasmo, sappiamo che il Brescia è un'ottima squadra e ha ottime qualità in tutti i reparti e è una partita molto stimolante per quanto ci riguarda e quindi cerchiamo di prepararla al meglio, come ho detto, con entusiasmo, con voglia di fare e poi ce la andiamo a giocare a Brescia. Grazie. Prego. Siamo con Silvia Zanni al termine di Verona Res Roma 8-2. Cosa dire, Silvia? Risultato che è eccezionale, anche più. No, sì, sicuramente è un risultato che abbiamo cercato, abbiamo lavorato bene in settimana per far sì di trovare continuità e di andare appunto a prenderci questi 3 punti. Chiaramente non siamo molto soddisfatti di quei 2 gol presi, miglioreremo anche lì, però no, siamo molto contenti della prestazione che abbiamo fatto e di averla, tra virgolette, quasi subito chiusa sul primo tempo. Prima doppietta per te in questa stagione, sei contenta anche della tua prestazione individuale? Sono molto molto contenta e infatti è la mia prima doppietta e la voglio dedicare appunto alla mia famiglia che c'è sempre stata e che soprattutto in questi giorni mi ha aiutato tanto. E no, niente, sono molto soddisfatta della mia prestazione, ma della prestazione di tutte davvero perché ci abbiamo messo cuore, grinta e tantissima corsa e niente, ci siamo portate a casa questa vittoria, ecco. Prossima settimana avrete un'altra partita importante contro il Brescia, come l'affronterete? Sicuramente con molta più cattiveria, molta convinzione e determinazione da parte nostra, vogliamo cercare di dare continuità, quindi noi non abbiamo paura di nessuno e faremo il nostro gioco e cercheremo di farla andare nel migliore dei modi, ecco, di affrontarla con la testa giusta. Grazie. Niente. Siamo con Roberto Fagotti, il responsabile della comunicazione della Res Roma al termine di Verona Res Roma 8-2. Ci fa un commento sulla gara. Ma dopo una gara del genere, dopo aver perso 8-2, di commenti ce n'è da fare molto pochi. Per prima cosa ci tengo a chiedere scusa a tutti i nostri sostenitori perché la prova di oggi sicuramente è stata una prova negativa sotto tutti i punti di vista. Sapevamo che il Verona poteva metterci in difficoltà, ma oggi probabilmente qualcosa non ha funzionato come doveva funzionare.
Per cui, ripeto, chiedo scusa ai nostri sostenitori che ci seguono la domenica e che mettono tanto tempo a disposizione della RES. Unica nota positiva, l'esordio di una ragazza 2006 della primavera che si è aggiunta oggi al gruppo, Ciccone, e questo diciamo che è la cosa che ci lascia contenti della giornata di oggi. Grazie al Verona per l'ospitalità e per tutto quello che ha fatto. Grazie. A lei, saluti.